I carabinieri per la tutela del lavoro sono prima di tutto ufficiali di polizia giudiziaria e quindi investigatori, ma in realtà hanno una doppia qualifica, sono anche ispettori del lavoro e quindi autonomamente o insieme agli altri ispettori delle direzioni territoriali dell'intero territorio nazionale portano avanti attività ispettiva, quindi conducono anche in autonomia attività ispettiva recandosi sui luoghi di lavoro per accertare la regolarità delle posizioni lavorative. In Veneto che situazione avete trovato? In Veneto c'è la stessa situazione che c'è nel resto d'Italia. Dobbiamo sfatare il luogo comune del lavoro nero e irregolare solo in alcune parti del nostro paese. Anche il Veneto è colpito da questo fenomeno. Anche in Veneto abbiamo avuto diversi casi di lavoratori in nero o di lavoro irregolare, così come abbiamo avuto casi di caporalato, soprattutto in agricoltura, lì dove siamo arrivati nel 2017 ad arrestare 3 imprenditori agricoli stranieri che sfruttavano proprio i connazionali e in un caso addirittura in provincia di Venezia tra Cavarzere e Chioggia siamo riusciti a condurre insieme all'Arma Territoriale di Venezia una indagine che ha permesso di smantellare un caso di riduzione in schiavitù. C'erano una coppia del Bangladesh che sfruttava proprio i connazionali nei terreni agricoli di Cavarzere. Come individuate questi casi? Si parte sempre con un'attività ispettiva ordinaria, c'è un'attività di pianificazione, quindi si cerca già di individuare quelli che sono gli obiettivi più remunerativi, almeno potenzialmente, e quando si arriva sul luogo di lavoro si cerca di individuare subito i casi più importanti, cioè dietro quelli che sono accertamenti meramente amministrativi tipici dell'ispettore del lavoro c'è la sensibilità dell'investigatore carabiniere che va oltre l'accertamento della mera violazione amministrativa e cerca di comprendere, soprattutto per i lavoratori stranieri irregolarmente presenti sul territorio, se siano delle potenziali vittime, quindi ricostruisce con un dialogo empatico il tipo di scelta che ha fatto lo straniero perché è venuto a lavorare in Italia, chi lo paga, dove alloggia, perché spesso le cosiddette accommodation sono proprio un indice di eventuale sfruttamento. Se dietro un caso di lavoro nero o di irregolarità di presenza sul territorio si riscontrano quelli che sono gli elementi tipici della tratta degli esseri umani, il carabiniere ispettore del lavoro coinvolge gli altri reparti dell'Arma, in particolare il comando provinciale che ha un proprio nucleo investigativo e in particolare per la tratta di esseri umani, essendo un reato transnazionale, coinvolge subito anche le sezioni anticrimine, più note come ROS, presenti a livello distrettuale, informando chiaramente il procuratore della direzione distrettuale antimafia che rimane il dominus dell'intera attività investigativa.